Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Finalmente siamo tornati su Fly Simulator e mi riposo un po' d'amnesia, che porca miseria mi sto cagando addosso. Tappa di oggi, number 29, e da Dubai a Il Cairo, quindi si torna in Africa, si va in Egyptus. Siamo con un Boeing 737, mi pare, sì, 737 della easyjet.com. E niente ragazzi, tappa di 1304 miglia, tempo come sempre sereno. Raga, oggi metto il link dove poter scaricare gli aerei, le robe, lo metto sotto proprio sulla descrizione, metto il link, che tanti me l'hanno chiesto, purtroppo sono rincoglionito, non mi ricordo mai, e quindi vado a mettere il link di quel sito dove scaricare tutti gli aerei super fighi di Alitalia, Air One e così via. Adesso però basta cazzeggiare e partiamo, perché è da un bel po' che non si vola e mi manca un po'. Allora, pannello di strumenti, GPS. Ok. Vai! Na 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 na. Madonna amnesia, raga, mamma mia amnesia, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Sto cercando nei prossimi video di calmarmi un po' di più, di tranquillizzarmi e soprattutto di dimostrare un certo profilo, un attimo di serietà, perché non posso urlare come un deficiente, sembro veramente un pirla. Comunque adesso basta pensare ad amnesia, pensiamo al nostro fly. Mi mancava un po' il giro del mondo. Vai. Intanto sono collegato anche con Manchester, perché mi sto guardando Manchester City, Manchester United, proprio in onore di Dubai, contando che il presidente Mansour è dubaese. E andiamo. Vola! Raga, momento super quark. Ta la 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 la. Siamo sopra il Golfo Persico. La la la. Vabbè. Allora raga, stiamo sorvolando il Golfo Persico. E quest'oggi sorvoliamo solo l'Arabia. E basta, e dopo praticamente sconfiniamo in Egitto. Teoricamente dovrebbe essere così. Sì, fai Golfo Persico, Arabia, e dopo vai per l'Egitto. Sì, perfetto, vedi, il Comendone come sempre azzecca tutto. Sì, in realtà sono con l'Atlante. No, scherzo, però al momento qua ci stava super. Siamo in Arabia Saudita, davanti a noi il deserto, c'è solo il deserto. Adesso qua ci starebbe bene, però pam! Un mostrone di amnesia, vai, e si gode ragazzi. Però cazzo, cioè, adesso non so se si possa fare, ma tipo si può creare una mod di amnesia con scritto tipo il Comendone, tipo mettere al posto dei mostri tipo un mostro ma con la mia faccia magari e qualche zoccolona, robe così. Cioè non si possono fare ste robe. Adesso qualcuno che è capace di fare ste robe sono capace anche di pagarlo pur di avere una mod così personalizzata. Perché tipo sarebbe bello un mostro e magari con il corpo del mostro e con la foto mia del Comendone. Cioè ciao ragazzi, per una cosa così veramente sono disposto a tutto, raga. Tranne che ti fare per l'Inter, quello è proprio impossibile. E ragazzi, settimana prossima c'è il derby e sono pronto a fare la previsione. Ragazzi, se non vinciamo il derby, lo scudetto è andato, però se non vinciamo il derby veramente, cioè, mi girano pesantemente i coglioni. Qua raga sono anche senza un pilota automatico, quindi se vedete l'aereo un po' cazzeggiare perché lo sto tenendo io, so che non si fa, però non ho voglia di tenere il pilota automatico perché sennò non posso andare veloce con la simulazione, tipo con questo aereo per le 7 di sera, tipo 10 anni dopo arrivo, quindi meglio evitare, ecco, meglio evitare. Raga, 310 miglia, ormai c'è Siamus e probabilmente passiamo anche per la Giordania, questo numero, no, sì infatti, Giordania e Israele, quindi sì, ci passiamo di poco, ma ci passiamo teoricamente. Oh, dopo ragazzi, se sbaglio, cioè, scusate, ma sono un comendone rincoglionito, quindi un po' di compassione, di clemenza per il buon Comenda.
E niente, che abbiamo fatto? Quindi insomma, non passiamo per il Mar Rosso in realtà, quindi un super qualche proprio rincoglionito, perché abbiamo fatto così, la rotta proprio, abbiamo aggirato il Mar Rosso, quindi abbiamo fatto, vabbè, Dubai siamo partiti, Golfo Persico, Arabia, abbiamo lasciato alla nostra sinistra il Mar Rosso e passiamo per Giordania e Israele, e poi arriviamo in Egitto. Benissimo, guarda, veramente una rotta indimenticabile. Cioè, tutto quello che ho visto è cielo e deserto, nient'altro. Quindi proprio, raga, cioè, queste rotte qua mi stanno un po' sulle balle, non vedo l'ora di andare in Sud America e Nord America, cioè, New York, Los Angeles, quelle città là, sì, avrò un lag assurdo, però devo far vedere le città, cioè, a costo veramente di distruggere il PC, devo assolutamente far vedere la Statua della Libertà, Empire State Building, tutta Los Angeles, Las Vegas se ce la faccio, cioè speriamo, cazzo, speriamo, perché quelle città là meritano sinceramente, sono bellissime, chiaramente non posso fare di sera perché sennò non si vede la mazza perché è fatto di merda. Vabbè, dai, prepariamoci che tra poco devo cominciare anche l'avvicinamento. Raga, ormai ci siamo, siamo in Egitto chiaramente, siamo al Cairo. Possiamo vedere qua a sinistra che teoricamente quello è il Nilo. Là è l'inizio del Nilo, vediamo. Eh sì, che poi, vabbè, che poi va giù, fa tutto l'Egitto, il Sudan. Quindi buono, là c'è il Nilo. Il Cairo Center. Lei può atterrare, ma sua amnesia è una pipa. Sei una pipa, Comendone, sua amnesia, sei una pipa. Oh, ma raga, anche qua lo sanno, ma andate a cagare, va. Dai, al posto di cazzeggiare, pensiamo a fare un buon atterraggio, almeno con i Boeing. Uh, Ragazzi, canzoncina di top. 3, 2, 1. Pa, pa, no, 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 no. Dai, non facciamo figure di merda. Non possiamo fare figure di merda, c'è anche la canzoncina che ti chiede che la carica. Dai, 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 dai. Oh, dai ragazzi, era un bel po' che non atterro, cazzo. Dai, 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 dai. Un pianino. Come cazzo si... Ah sì, ok, non mi ricordo più. Ok, non storto, non storto. Buono, buono, buono. Raga, beh, questo è d'antologia. Questo è d'antologia. Antologia del volo. Ragazzi, il Comendone è meglio di Tom Cruise. Ormai è deciso. Infatti hanno chiamato me per girare il seguito di Top Gun. Mamma mia. Ragazzi, non c'è niente da dire, sono un pro, fioi. Sono un pro, ragazzi, sono un pro. Buono, raga, dopo questo atterraggio da figo, da uomo indescrivibile, è tutto. 29esima tappa è andata, allora vediamo un attimo. La prossima, cazzo, è il Cairo, Tunisi, quindi dai, ci stiamo spostando verso ovest per poi andare finalmente in America, che non vedo l'ora. Raga, al prossimo video prometto un qualcuno, o il Bode, o il Sub, o il Piada, o il Media, che non li becco mai, perché purtroppo io quando ho il tempo libero devo fare il video, se non li becco non posso aspettarli, capito? Questo è il problema, quindi a me dispiace, però devo anche andare avanti, perché sennò non rimango fermo con i video, insomma voglio anche di finire sul giro del mondo per fare altre cose, perché ho tante cosette in mente, quindi non è che posso stare 102 anni sul giro del mondo. Niente raga, anche per sta rotta è tutto, alla prossima. Ciao! Tra poco un altro video di amnesia.